Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattivi per la settimana di previsioni dal 13 al 19 aprile 2020. Qui siamo sempre nel canale del vostro Marietto Veneziano, grazie di essere arrivati e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard e Marietto Veneziano. I link li vedete qui sotto in descrizione, eventualmente anche nei canali di Telegram e nei gruppi di Facebook. Vi ricordo che nel canale di Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera Ildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. E vediamo subito una bella interattiva Sibille per la settimana 13-19 aprile. Faremo 3 mazzetti e vedremo cosa ci dicono i nostri Sibille chiacchierine spifferine, che le nostre Sibille sono 52 anime ma hanno un fiatone, spiffrano tutto. Bene, facciamo subito 3 mazzetti e poi li scegliamo. Mazzetti di 5 carte. Bene, a questo punto qua concentratevi. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Mi raccomando, concentratevi, respirate profondamente, mettetevi seduti, state tranquilli, eventualmente fermate il video e selezionate o il mazzetto numero 1 o il mazzetto numero 2 o il mazzetto numero 3 per le previsioni della settimana, lo ripeto, dal 13 al 19 aprile 2020. Bene, concentratevi cari amici. Bene, partiamo col primo mazzetto, vediamo come andrà questa settimana entrante. Prima carta vedovo, seconda carta giovane fanciulla, terza carta deliranti, quarta carta vecchia signora, quinta carta amatrice. Mettiamoli bene a favore di camera. Bene, allora la partenza, vedete, vedovo, giovane fanciulla e esaltazione sarà un pochettino traballante, quindi dal 13 verso il 16 avremo dei giorni un pochettino traballanti e poi verso il finale della settimana vecchia signora e matrice ci daranno un po' di tranquillità e un po' di pace. Però diciamo che dal lunedì al mercoledì, giovedì traballeremo un attimino, staremo qui con, vedete, rimpianti, solitudini, ma anche tagli netti di cose vecchie che sicuramente non vi servono più. Comunque avremo un po' di esaltazione che non sarà sicuramente positiva verso martedì e mercoledì, però dopo, nel finale della settimana, la matrice è molto positiva vicino alla vecchia signora che ci dà stabilità. Quindi diciamo che il primo mazzetto, anche coi sentimenti, parla di una cambiamento, diciamo così, ed esaltazione e magari qualche sgambettino nella prima settimana. Invece verso il finale della settimana vedremo qualcosa di più stabile, di qualcosa di più lungimirante. Vedete la matrice che sta guardando, e quindi aspettiamo a fare dei movimenti, delle reazioni, a fare qualsiasi cosa che potrebbe essere negativo nei primi 3-4 giorni della settimana. Bene, il primo mazzetto quindi ci dice calma i primi 3-4 giorni della settimana, in campana e remi in barca. Vediamo il secondo mazzetto: magi preziosi, speranza, messaggio, malinconia e viaggio. Invece il secondo mazzetto, cari amici, parte veramente bene: omaggi preziosi, speranza e messaggio. Quindi qui nei primi 3-4 giorni avremo sicuramente qualcosa di positivo, riceveremo sicuramente un messaggio molto importante che ci porterà un po' di malinconia e dei cambiamenti. Quindi attenzione, partiamo molto bene, attenzione al messaggio che ci arriverà, qualche informazione, qualche lettera raccomandata o anche via email, così via telefono, deve arrivare qualcosa che ci lascerà un pochettino traballante, ginocchietto traballante, perché ci sarà un cambiamento di posizione. Quindi la vostra speranza, diciamo che viste così a freddo, siete partiti i primi 2-3 giorni molto bene e sul finale avrete sicuramente dei cambiamenti, ma con un omaggio prezioso di partenza siete una persona stabile, quindi non dovete temere di più quel tanto, però insomma dovete in un certo senso centrarvi bene. Il vostro Marietto, lo sapete, ha messo le meditazioni della stella di Davide e sarebbe l'ora buona di poter utilizzare e anche di andare a vedere, perché non sa ancora, le lezioni basic di radiostesia, dove ci sono dei circuiti che aiutano per settimane di genere. Vediamo il terzo mazzetto: Imeneo, sospiri, superbia, stanza e amore. Beh, qua
diciamo che sarà un settimanone alla grande, perché partiamo subito in quinta con qualcosa di veramente bello, l'Imeneo, sospiri, quindi state attendendo qualcosa che però la superbia qui, visto che è far stanza, sospiri, Imeneo e amore, cari miei, è qualcosa di positivo, qualcosa di positivo perché avete fatto qualcosa di positivo, e qui superbia non vuol dire proprio niente, perché segue poi stanza, cioè sicurezza, e amore. Quindi chiunque abbia scelto il mazzetto numero 3, diciamo che non ha neanche bisogno dei miei, come si suol dire, dei miei circuiti radionici e delle mie pillole, per il semplice fatto che questa settimana andate veramente alla grande, quindi dal 13 al 19 dovreste avere, almeno a livello sentimentale ma anche negli affari, dovreste avere tutto che gira a meraviglia, quindi cosa dire, chi ha scelto il numero 3 non avrà sicuramente problemi sia sentimentali che magari anche finanziari, cioè sicuramente con il periodo che ci sono saranno impegnativi, ma diciamo che partendo con Imeneo e chiudendo con amore, tutto quello che è in mezzo poi lascia il tempo che trova, perché sono due carte colonne, sono le due carte migliori che si potrebbero trovare nel nostro mazzetto del Sibille Chiacchierini. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e il link è sotto qui in descrizione, ed è inutile dirlo, ma i migliori iscritti del mondo Facebook ce li hanno Marietto, e chiaramente anche nel gruppo di Telegram, dove lunedì sera Ildegare Marietto Veneziano con Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.